Basta, basta, non ce la faccio più. Ora basta, me la devi tutto quanto a non so cazzo. Non giocate per la maglia, non giocate, voi pensate ai vostri interessi, basta. Anche Ancelotti o prima a lì, tutto quanto me la devi, tutti quanti, non vi voglio vedere nessuno. Non meritate di portare la maglia del Napoli, non la meritate. Vado a vergognare, fate schifo, vado a vergognare tutto quanto. Dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo. Quanti tiri abbiamo fatto in porta? 12 tiri, 15 tiri. Quanti tiri abbiamo fatto in porta? Non siamo capaci di tirare nello specchio della porta. Quante volte abbiamo tirato nello specchio della porta? 12 tiri avremmo tirato due volte, il quale uno ha fatto gol e uno ci ha manato in mano portiere. Non è possibile, non è possibile. Primo tempo proprio inesistente, non si è tirato in porta, non si è fatto un tiro in porta, voglio, ma stiamo giocando, stiamo pazziando, stiamo facendo veramente così, vogliamo continuare su questo passo. Io non lo so, vogliamo essere ai livelli della Spal, del Lecce, del Verona, voglio, ci non vogliamo in Serie B, anzi il Verona gioca meglio di noi, voglio. Cioè, in che condizioni siamo messi, in che condizioni? Ma continuiamo ancora così, mi raccomando, continuiamo. Cioè, non c'è quella cazzima, quella cattiveria che mettavamo in ogni partita. Queste partite una volta l'avremmo vinte 3-0 a Udine. A Napoli con il Bologna avremmo vinto 4-1. Dov'è finito quel gioco? Quei risultati che facevamo, quella cattiveria che mettavamo in campo non c'è più. Passaggi sbagliati a destra, passaggi sbagliati a sinistra. Tiri, non siamo concreti avanti porta, si sbaglia troppo. Vogliamo parlare nel secondo tempo, il gol che abbiamo subito. Cioè, l'Udinese non ha tirato niente in porta, al primo tiro ci fa gol. Al primo tiro, voglio. C'è una difesa scandalosa. Koulibaly e Manolas dovevano essere i migliori difensori in questo campionato. Il migliore difensore, a dove? Ma dove? La miglior difesa doveva essere, ma dove? Che ci siamo fatti un buca come i polli proprio, come i polli, voglio. In mezzo a due difensori alla lasagna abbiamo fatti e ci abbiamo fatto fa gol. Poi negli ultimi 20 minuti ci andiamo a svegliare, come sempre, negli ultimi cazzo 20 minuti. Prima non ci sappiamo svegliare, prima non la sappiamo fare la partita, ma lo fate apposta, lo fate. Giocate contro l'allenatore, giocate contro il presidente, c'ha rotto, voglio. Non volete stare a Napoli, ti vengo tutto quanto, tutti. Ora voglio un nuovo allenatore, voglio uno stimolo, qualcosa di nuovo serve a sto Napoli, perché non è possibile, non è possibile, non lo volete Ancelotti, via Ancelotti, prendiamo l'altro allenatore, chi sia, me ne fotti, chi è, viene un po' a panchina del Napoli, almeno magari può darsi che vi caccia qualcosa alla colpa, può darsi che vi dà quello stimolo può fare risultato, perché non si può pareggiare quante cazzo sono 10 partite, 2 pareggi, ma sono 2 mesi e mezzo che non si vince, quando è? 2 mesi e mezzo, basta, 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 basta. Mamma mia, a parte con le Zelische che ha fatto un bel gol, poi la concretizzazione non esiste, non esiste. Llorente l'annanza, ci fa il passaggio portiere, Mertens non vede più la porta, io non so che le è successo pure a Mertens. Insigne non ne parliamo. Forse l'unico che salva è Callejon e Di Lorenzo, forse sono loro, insieme a Koulibaly in difesa. Poi Boris, voglio, se ne fa a baracco tutto quanto, porca puttana. E Meret non può dire niente, pure a Meret. Niente, voglio, niente. Basta, ma c'è tutto cazzo. Fai dimissione, ce l'ho, va a te, basta, te ne in questo momento ama cambiare allenatore, è l'unica cosa che resta, perché i giocatori giocano contro l'allenatore, porca. Cioè, non so, quelli là che giocano così, non so degli hai portato la maglia a Napoli, saranno i pure loro. Quando sia a dicembre, a fine anno, pigliano le valigie, dove se ne vogliono andare, non vogliono stare a Napoli. Andate, andate. Mamma mia, eh. Buona serata, voglio, buona serata.